Pronti? 1, 2, 3. Valido il primo segnale con Resolemato e Azzurratab alle prese, con Resolemato che mantiene il comando nei confronti di Azzurratab che si accoda. Poi dovrebbe essere il numero 7 di Zephyrus GM che è partito bene e che ora numero 14 sposta Azteccadimar per squalificato. andare sulla testa e ottenere probabilmente il via libera. Numero 5 Achille Rock Zephyrus squalificato. GM in breve quindi al comando, 400 metri in 31, quarta posizione per Rossano, poi via via gli altri. E al comando dunque Zephyrus GM nei confronti di Resolemato e Azzurratab, tutti in fila indiana per il momento alle spalle del leader che va via discreta andatura, 46,3 i primi 600 di gara. E ci avviciniamo al completamento del mezzo miglio con Zephyrus in vantaggio, Resolemato e Azzurratab subito a contatto, poi Rossano che precede Vaomar. Numero 16 Bugea Pax Squalifica anche per Bugea Pax. E primo chilometro completato nell'ordine dell'1:16,4. Intanto c'è la rottura di Azzurratab che così lascia la terza posizione a Rossano. Numero 2 Azzurratab squalificato. E in quarta c'è Kanaka OP che precede Stricker che cerca di portarsi in avanti mentre è ancora nelle posizioni di retroguardia, attenti al lupo che prova ora a risalire ma ha un gap di oltre 40 metri dalla testa. In vantaggio dunque Zephyrus GM quando siamo a meno di 600 dalla conclusione, prova a spostare all'esterno Rossano per portarsi su Resolemato, cavalli a 500 dalla conclusione, è sempre leader Zephyrus GM nei confronti di Resolemato e Rossano all'esterno, Kanaka OP che va invece per corsie interne, curva conclusiva, Zephyrus GM in vantaggio. È inseguito sempre da Resolemato e Kanaka OP mentre Rossano non riesce a dare continuità alla sua azione. C'è lo scatto invece a centropista di Vaomar ed è Vaomar che sul palo emerge per vincere su Zephyrus GM che sul palo è raggiunto anche da Kanaka OP. Ci sarà foto per il secondo posto. La vittoria per Vaomar che trova dunque la sua corsa dopo alcuni piazzamenti in tris, quarte e quinte. Vaomar ed Emanuele Ossani vengono a vincere precedendo Zephyrus GM che sul palo però è raggiunto e superato probabilmente da Kanaka OP, mentre per il quarto e quinto dovrebbero essere in lotta il numero 1 Resolemato, poi probabilmente 12 e 13, vale a dire Victor Leo e Stricker se non andiamo errati, ma aspettiamo naturalmente l'ordine d'arrivo ufficiale. Per il momento dovrebbe essere 9 al primo, poi 8 probabilmente al secondo, 7 al terzo e per il quarto Resolemato sicuramente quarto e per il quinto c'è da vedere probabilmente Stricker che precede Victor Leo. Rivediamo nuovamente al rallenti in slow motion. 9, 8, 7, 1 e 13 dovrebbe essere davanti al 12. Comunque aspettiamo l'ordine d'arrivo del giudice d'arrivo. Il successo, su questo non ci piove, per Vaomar Emanuele Ossani in salti e al training per conto del signor Franco Montanari. È tutto per questo convegno di corse, l'appuntamento è per domenica.